E l'arbitro dice che si aprono le danze, è cominciata Chievo Verona pro Palazzolo. Alberto Paloschi, dicevamo ancora una volta, 42 gol in 5 stagioni con la maglia del Chievo, è in panchina per oggi, adesso contropiede con De Cerchio, tutta la qualità del mago di Ortona, dentro De Cerchio! Ed è 1-0 per il Chievo Verona, tutta la qualità del mago ex Campobasso, 1-0. Pinardi apre per Boschetti con il mancino, c'è su di lui Dallara, cross dentro, deviazione, ancora calcio d'angolo per la Pro che prova a spingere dopo aver subito. Zudas si propone centralmente, non l'ha visto Fiorin, ha preferito servire Dallara che sta accompagnando quasi da terzino questa azione, dentro la conclusione, poi Fiorin, calcio di rigore per il Chievo. 45 superati sul cronometro, va De Cerchio, pallone da una parte e portiere dall'altra, 2-0, che giocatore Alessio De Cerchio, tutta la qualità, e poi surfa sotto il Northside e il gruppo dei followers per gioire con i suoi tifosi. Alessio De Cerchio, secondo tempo, mod on, si riprende, classe 2001, palla dentro, Ugge, e poi Boschetti col sinistro, attenzione, pallone in area di rigore e Tosi in uscita bassa, cross dentro, di testa Paloschi, Tosi, e poi il gol di Bane, l'aria aperta, la squadra ospite, colpo di testa di Paloschi, poi Bane, va lui con il destro, il pallone dentro l'area di rigore, di testa Brandini, pallone alto, Armati, su di lui c'è Colferai, dentro Armati, Ugge, e calcio di rigore per la Pro Palazzolo. Qui non è riuscito a respingere il Chievo, c'è il fallo, parte Ciccone, Tosi, e la para Tosi, Tosi dice no, da qui non si passa, è vietato l'accesso, ed è il terzo rigore parato da Tosi in questa stagione. Che portiere Riccardo Tosi, terzo rigore parato in metà stagione praticamente. Attenzione adesso però nell'area di rigore, e Tosi ancora una volta a bloccare una specie di rigore in movimento, la sta salvando lui la partita adesso. Poi la sfera adesso ce l'ha Danieli, Fiorin rientra sul mancino, Fiorin centrale, Maffeis lascia all'impostazione Pinardi, Bane, è finita, la vince il Chievo Verona, sono 6 di fila in casa, continua a sorprendere la squadra del mago di Trieste, Riccardo Allegretti.